Quindi è arrivato il gufo di Sebastian. Quindi all'ombra dello studio. Quindi adesso per sbloccare, se non sbaglio, la prima maledizione, e infatti Crucio, bisogna completare questa all'ombra dello studio. Quindi sti cazzi, la missione principale, voglio Crucio. Allora, oddio, dov'era? Mi sono dimenticato. Individuo sulla mappa. Individuo sulla mappa. Eccola qua. Andiamo. Andiamo a pigliare sto Crucio. E giù. Come giù? Non puoi neanche immaginare quanto fosse scomodo viaggiare prima che inventassi. Davanti alla sala comune di Serpeverde. E come ci si arriva? Come ci si arriva alla sala comune di Serpeverde, dio canaglia? Mi devo fare sto giro. Facciamoci il giro. Mi sono struppiato, vabbè. Di qua. No, di qua, sbaglio. Pix, non rompere il cazzo. Ok. Bella, mamma mia. Oddio, c'è una pagina. Revelio! Ti prendo dopo. Eccoci qua. Quindi da qui che inizia la missione per prendere Crucio. Sei qui? Molto bene. Eccoci qua. Dai. Ho ricevuto il tuo gufo. Che è successo con il Faustus? Gli ho detto che non potremo evitare la magia oscura per sempre. Mi sembra Quindi, giusto. più cose scopriamo su Salazar Serpeverde e le arti oscure, meglio sarà per noi. Purtroppo, solo i Gaunt sanno dove si trova l'entrata dello scriptorium e Faustus non vuole dirlo. Forse dovrei provare io a parlare con i Faustus. Tu? Suppongo si possa provare, Ecco. ma non farti illusioni. Penso che mi mandi a fare in culo. Faustus è fastidiosamente testardo. Non è una novità. So io dove trovarlo. Ti accompagno da lui e poi lascio fare a te. Andiamo. Va bene. È da questa parte. Dai, dai, voglio almeno una maledizione. Stai allerta. Non sappiamo se siamo sorvegliati. Anche se questo non ci ha mai fermati. In realtà sì, una volta ci hanno acciuffato. In effetti. Quel maledetto poltergeist. È un vero fastidio. Dai. Ecco. Eccolo lì. Buona fortuna. Ok. Cosa ci fai tu qui? Ma non Ciao, è che Faustus. non è che devo fare delle Hai scelte un di dialogo momento? particolari. Cosa state combinando tu e Sebastian? Ti prego, Infaustus. Ti ho già spiegato cos'è successo con il sotterraneo. Sebastian voleva solo che avessi un posto sicuro in cui allenarmi negli incantesimi, per mettermi in pari con i miei compagni. Non pensava fosse un problema per te. Mi sembra sensato. È solo che Sebastian ultimamente mi perseguita con una questione. Lo trovo davvero frustrante. Non dirmi che insiste ancora con quello... com'era? Scriptorium. Quindi te ne ha parlato? Sì, stavamo parlando dei fondatori di Hogwarts e me l'ha accennato. Non è entrato nei dettagli, però. Sì, è convinto che contenga la risposta per salvare Anne. Io invece penso sia pieno di magia oscura che è meglio non disturbare. Un attimo, tu non ci sei mai entrato? Certo che no. Tecnicamente So era pure della sua ragione. esistenza solo grazie alla mia zia preferita, Noctua. La pensavamo uguale sull'uso della magia oscura, a differenza del resto della famiglia. Cercò di convincere la mia famiglia che Salazar Serpeverde fosse ben più di un mago ossessionato dalla purezza del sangue. Aveva sentito dire dello scriptorium e pensava che il contenuto avrebbe rivelato qualcosa su di lui.
Aveva persino trovato l'entrata segreta in questo corridoio. Scriveva con regolarità a mio padre per aggiornarlo sui suoi progressi. Poi un giorno sparì. Sembra drogatissimo Da comunque. allora nessun altro ha cercato di entrare. Non sei curioso di sapere cosa c'è dentro e comprendo la tua prudenza. Mettiamo comprendo la In tua prudenza. effetti è un po' inquietante. Certo, potremmo scoprire cosa è successo a tua zia, ma non sembra un'impresa priva di rischi. Mia zia Noctua vi si è addentrata con le migliori delle intenzioni ed è morta. Ah, Non voglio che accada di nuovo. Non perfetto. è detto che la storia si ripeta. Inoltre, se davvero tua zia la pensava come te, potrebbe essere un modo per onorare la sua memoria. Troveresti risposte su Serpeverde e Sebastian potrebbe trovare una soluzione per Anne. Tua zia era da sola, ma noi potremmo unire le forze. Che cazzo? Capisco quel che stai facendo. E ti confesso che mi hai convinto. Hai Non visto? credevo fosse possibile. Molto bene. Ti dirò ciò che so. Recupera Sebastian. Vi aspetto. Dai. Spero che non dovremo pentircene. No. Sebastian, da questa parte. Ah, sta Sebastian. Questi braccieri consentono di accedere allo scrittoio. Sì, Ora ti sbottoni? A me non l'hai voluto dire neanche quando ti ho implorato. Non sei stato tu a dirmi quello che avevo bisogno di sentire. questi bracieri conducono allo Revelio. scrittoio. Ha qualcosa a che fare Con con Fringo! Quindi? Teste sono meglio di una. Il detto è: le teste sono meglio di me. E a logica, 3 sono ancora meglio di 2. È Quindi? una questione algebrica, infatti. Revelio! Ricorda, 3 bracciali. Quanto è romantico tutto questo? Dunque qualcuno mi aveva ascoltato. Con Fringo! Alle volte mi capita di farlo. No. Dai. Eccoci qui. Sta succedendo qualcosa. Speriamo di essere pronti. Ma cazzo è grande Hogwarts per avere tutte queste stanze segrete. Sembra una porta chiusa al chiaro. Guardiamoci. Eh beh, qua dovrò fare reparo. Reparo! Basso rilievo rappresenta una persona che affronta un serpente. Deve essere quella la La voce che sento. notazione di un diario, Harry Potter. firmata da Noctua Gont. La voce è antica. Sinistra. Quindi? Revelio! Senti una voce? Tutto è iniziato quando hai riparato il bassorilievo. Ho sentito un sibilo che diceva parlami. Sono un rettilofono. Ecco. Posso comprendere e parlare con i serpenti. Quasi tutti i rettilofoni sono discendenti di Salazar Serpeverde. Ma guarda un po'. Piacerebbe poter parlare ai serpenti. Non invidiare chi parla il serpentese. È un'abilità spesso associata con i maghi oscuri. Non lo parlo da una vita. Ma va. Ammetto che se lo faccio allora la porta si aprirà. Spero tu ci stia ripensando. Non vedo perché dovremmo fermarci ora. Buffo. Quando me ne andai da casa promisi di lasciarmi le arti oscure alle spalle. E invece eccomi qui. Indietro. Chi l'avrebbe mai detto che avrei fatto Yeah. una cosa del genere? Ha funzionato! In Faustus possiedi una rara abilità. Viste le abilità di entrambi, inizio a sentirmi escluso. In che senso? Io non importa. Esplora la stanza oltre la porta del serpente. Difficile capire quale sia la strada Con giusta. Fringo! Come in un labirinto. Salazar Serpeverde deve aver voluto rendere le cose difficili. Revelio! La porta da cui siamo entrati si è chiusa. Eccoci qua. E davanti Con a noi Fringo! le cose sono chiuse. Revelio! Sì, ma non si vede una minchia. Lumos! Non si vede una ciola. Pazzo! Lumos! Aspetta, allora, senti. Con Fringo! Il quadrante richiede concentrazione. Zia Noctua diceva lo stesso. Potrebbero volerci parecchi tentativi per risolvere questo enigma. Aspetta. Non promette bene. Taneva. Salazar Serpeverde non ci ha reso le cose facili. Ho Lumos! capito come fare. Un'altra porta. Sembra che a Serpeverde piacessero i giochetti. Deve essere una cosa di famiglia.
Senti che parla. E qui? Oh, pezzo di me. Ti sorprende? Siamo in un labirinto disegnato da Salazar Serpeverde. Ho capito, ma trova un modo per passare. Cioè. Ah, devo trovare i simboli uguali, quindi. Luna, simbolo infinito. Ok. Ecco qua. Facendo combaciare i simboli. Eccoci qua. Stavo per farlo io, ma sei arrivato. Lumos! Ok. E qua dove è la porta, scusate? In Faustus, tua zia voleva cambiare le tradizioni di famiglia. Ho capito, ma qua che cazzo apro? Non posso aprire niente. Che li volevo bene più che a chiunque altro. Ah, qua la porta forse. No, non c'è un cazzo io. Non c'è una minchia. Forse di qua. Ok. In questa annotazione menziona il fatto di sentirsi come un ospite sgradito. Quindi qual è l'altra porta? Povera zia Noctua. Ok. Che cazzo è? Una specie di toro e un rettangolo non finito? Allora. Ok, questo, e poi il rettangolo. Ok. Quel rumore mi è sembrato promettente. Lumos! Un altro quadrante risolto. Ok. Incredibile. Ottimo lavoro. Questo si apre dall'altra parte, ok. Un triangolo sotto e il cerchio sopra. Ci attendono altri misteri da risolvere. Quindi Esplorate ogni cerchio, corridoio. triangolo, Non è cerchio, detto che portino triangolo. dove sembra. Quindi cerchio, triangolo, cerchio, triangolo, cerchio, triangolo. Un altro. Non molto ospitale. il Cerchio. creatore, no? Triangolo, eccolo qua. Ottimo lavoro. Siamo sempre più vicini a scoprire. Tipo lavoro, sto facendo tutto io, sto facendo. Uno più inutile degli altri, Reveli! Visto cosa ci aspetta. Lumos! È Di qua? questo Ok. posto Inquietante. Ma non possiamo fermarci ora. Lo devo a mia zia. Ok, cosa sta succedendo? Puttana Eva. La porta! Siamo bloccati. Di nuovo. Crucio. Salazar Serpeverde non ha ancora finito con noi. Ah, In Faustus, uno scheletro. E l'ultima annotazione di Noctua. Dice di essere rimasta intrappolata qui da una maledizione senza perdono. ah, Qui è dove è morta. Dove moriremo noi. Non avrei dovuto darvi retta. non stai tranquillo. In Faustus, mi dispiace molto per tua zia, ma io so cosa fare. Sarà difficile. Hai detto Quindi? che sai cosa fare? Quei volti torturati sulla porta e la parola crucio incisa nella pietra. Credo che dovremo usare la maledizione Cruciatus per riuscire a passare. Ah, Ecco perché Noctua è morta. Non aveva nessuno su cui lanciare la maledizione. In Faustus ha più esperienza di noi. Dovrebbe farlo lui. Tu sembri essere nelle sue grazie. Ti andrebbe di chiederglielo. glielo chiederò. In effetti sembra un po' arrabbiato con te. Ci parlo io. Bene, fai la tua magia, per così dire. Ok. Vorrei avessimo un po' di fortuna liquida. Tutto questo avrebbe potuto essere evitato. Ok, parla con Infaustus. In Faustus, non pensavo saremmo rimasti intrappolati così. Salazar Serpeverde sì, invece. È responsabile di molte cose inimmaginabili. Ho sentito che parlavi con Sebastian. Non lo farò. La maledizione Cruciatus è pura tortura, lo so bene. Sebastian mi ha raccontato cosa è successo quando eri bambino. Sembra non avessi altra scelta. Avrei dovuto aspettarmi che te lo avrebbe detto. Dai, insegnamela, Si può porca sempre puttana. scegliere. Sono colpevole tanto quanto i miei familiari. Beh, sti Le cazzi. maledizioni senza perdono non funzionano se non si desidera fortemente metterle in atto. Volevo davvero causare dolore e non me lo perdonerò mai.
Quell'incantesimo è il motivo per cui non ho più una famiglia. Tu e Sebastian dovrete trovare un'altra soluzione. Se lanci Crucio, te ne pentirai per sempre. Fatti i cazzi tu. E ora che facciamo? Infaustus si rifiuta di lanciare la maledizione Cruciatus. Ridicolo! Come se morire qui fosse un'opzione preferibile a quel dannato incantesimo. Beh, in effetti. Allora sta a noi. Posso insegnarti Crucio o posso lanciarlo su di te? Un attimo. Come lanciarlo su di Mi me? avevi detto di saper lanciare Crucio. Perché non sono sicuro di riuscirci. Infaustus lo sa, ma non ci ha lasciato scelta. Non ci tengo a fare la fine di Noctua Gaunt. Posso quantomeno provarci se devo. E dai. Oddio, allora no, la prima no, perché la voglio imparare. Voglio imparare la maledizione cruciale, ma sarai tu a lanciarla su di me. Insegnami la maledizione e la lancerò su di te. Oddio, ma perché lo devo prendere nel culo io? Scusa, ma soffri tu, non ho capito. Insegnami la maledizione. È meglio che sia io a lanciarla su di te. Bene, se è questo che vuoi. Per lanciare l'incantesimo, solleva la bacchetta. Io ho capito perché è su di me. E pronuncia con fermezza Crucio. Resisti più a lungo che puoi. Ma non ti preoccupare proprio. Oh. Dai, Babam. Quindi sappiamo la prima maledizione. Pronto? Pronto. Madonnami. Certo, sono stato veramente un pezzo di merda, me ne sto anche pendendo. Ok. Stai bene? Sta meglio a me. Dolore. Avrei fatto qualsiasi cosa per farlo smettere. Oh, mappamondo. Sopravviverò. Revelio! Andiamo avanti. Ce l'abbiamo fatta. Scriptorium di Salazar Serpeverde. Scriptorium di Salazar Serpeverde. Ok. Non riesco a credere che siamo qui. Sebastian, Infaustus. Qui c'è un libro. Hai trovato qualcosa? Andate avanti e fatemi sapere cosa trovate. Io controllerò in giro. Posso guardare? No, che schifo, chissà da quanto tempo starà. Ok. Che cosa ne pensi? Sembra una sorta di libro di incantesimi. Incredibile. Un oggetto appartenuto a un fondatore di Hogwarts. Che onore. È incredibile che Infaustus non mi abbia mai detto di sua zia e del suo ritrovamento. Che ne farai del libro di Serpeverde? Lo leggerò, come ogni altro libro. Un'abitudine che ho sin da piccolo, dato certo. che i miei erano insegnanti. Ma posso farlo più tardi. Per ora direi di esplorare questa stanza. Ma non c'è Che più niente. meraviglia. Revelio! Che vuoi esplorare più? Io non voglio andarmene, ma vi devo tanto, a tutti e due. E quindi? Senza di voi non saremmo mai giunti. Siamo c'è- stati fortunati. Non c'è più un cazzo. Saremmo potuti morire. Dobbiamo giurare di non farlo mai più. Ah, ecco qua. No, me ne vado da solo, per i cazzi miei. Perfetto. Infaustus, su tua zia. Per favore, Sebastian. Dicevo sul serio prima. Dobbiamo giurare Quindi che ce l'ho. noi adesso Madonna, ce non l'ho. avremo mai più nulla a che fare con la magia oscura. Sì, sì, certo, te lo assicuro. Capito. Mi dispiace molto Ah. di tua zia, Infaustus. Non me la fa usare. Sapere cosa le è successo è comunque un sollievo, dopo tutto quello che abbiamo passato. Quindi? Ok. Quindi è così che si ottiene Crucio. Poi dobbiamo aspettare le prossime missioni per imparare anche Imperio e l'ultima missione che è Avada Kedavra. Ok, però perlomeno abbiamo Crucio. Che non mi fa usare, voglio usarlo. Voglio assolutamente usarlo. Ammazzo qualche ragno. Sul ragno la potrò usare, no?
una risorsa molto utile la tua guida. Vede? Faccio! Crucio! Madre di Dio! Quelli di Rookwood non si... Madonna, guarda là! Sta buttando il sangue tantissimo. Leviosa! Tieni sui mezzi. Stai ardendo di rabbia? La fortuna è... Faccio! Dov'è? Confringo! Proteggo! Levioso! Crucio! Usci via con me. Confringo! Crucio! Ah, ma c'ha lo scudo, me l'era tolto. Levioso! Confringo! Dov'è? Vediamo di... Levioso! Crucio! Confringo! Che bella soddisfazione. Levioso! Faccio! Confringo! Li ho annichiliti. Sì, muori ancora. Levioso! Confringo! Madonna, muori. Confringo! Quindi fa danni nel tempo, Crucio. Ok. Può davvero i pezzi di merda. Per il momento basta,